nazionale Catania. E il ministro Urso è pronto a dare tutta la collaborazione politica e economica. È pronto a finanziare tutti gli investimenti che servono per poter rilanciare la farmaceutica catanese in Pfizer. Quindi, per assurdo, Pfizer non ha più scuse a che si porti, ad esempio, qui produzione biotecnologica, perché il governo è pronto a finanziare gli investimenti e il peso politico è al massimo, perché il ministro ha detto che è pronto a fare intervenire in questa vertenza il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che contatterà direttamente Pfizer Global. Quindi la trattativa è andata bene. Ovviamente l'azienda punta alla sua convenienza, vuole discutere della 234, cioè dei licenziamenti. Il governo ha detto che la 234 è sospesa perché è necessario prima parlare del rilancio occupazionale del sito. L'azienda si è risentita su questa cosa, ma ha abbozzato. Successivamente, per quanto riguarda il sindacato che rappresento, Fiat Cisal, ho fatto una discussione a 360 gradi e ho fatto comprendere al governo che questa crisi non è solo una crisi di Catania, Pfizer Catania, ma probabilmente è una crisi che investe l'intero territorio nazionale, dove Pfizer ha insediamenti sia produttivi che amministrativi, perché ad Ascoli Piceno ci sono chiari segnali di difficoltà nei volumi e negli investimenti. Così è partita la crisi a Catania e così Pfizer sta iniziando il suo percorso di crisi. Non c'è una crisi conclamata, ma ci sono segnali preoccupanti. Quindi vuol dire che c'è uno schema dietro a questo. C'è uno schema ben preciso, ossia, secondo le nostre analisi, di un disimpegno dal territorio nazionale, non anzi un disimpegno, una smobilitazione dal territorio nazionale, e quindi deve intervenire la politica a salvaguardia dei livelli occupazionali che sono messi quindi in discussione. Fiat Cisal ha fatto una proposta operativa al tavolo che l'azienda si è annotata e a settembre ci darà una risposta in merito. Abbiamo detto all'azienda che nel mondo farmaceutico, anche dove orbita Pfizer, dove Pfizer ha 35 stabilimenti di sua proprietà col proprio marchio, Pfizer nel mondo dà appalti, commesse a soggetti collaterali che si chiamano terzisti, di produrre per conto suo. E si può fare anche, si può invertire la cosa, perché già ad Ascoli lo fanno, che producono per conto terzi, per Zoetis e per Viatris. Possiamo dire a Pfizer, hai prodotti iniettabili che fai produrre e confezionare per conto di altre aziende in nome tuo? Benissimo, portali qua, perché noi li possiamo fare, abbiamo il know-how specifico per poter fare questa produzione. Abbiamo toccato anche l'argomento della cessione. Per noi di Cisal è un dato irrinunciabile ed è una linea rossa oltre la quale noi non possiamo andare. Il sito, se deve essere ceduto ad un soggetto farmaceutico con conclamata esperienza nel settore, con solidità industriale, che abbia un chiaro piano di rilancio di lungo respiro e che possa salvaguardare i livelli occupazionali. Gli chiediamo una clausola di salvaguardia. Perché? Perché nella lettera di mitigazione dell'azienda, dove l'azienda elenca le possibilità per attutire l'impatto occupazionale negativo, a pagina 6, nel primo capoverso, c'è una sorta di tentativo di ingegneria linguistica che sconfina fino a diventare un rebus, dove è complicatissimo capire cosa vuole dire l'azienda. Noi, dopo aver richiesto aiuto ovviamente di consulenti esterni, siamo venuti a capo e praticamente, per dirvelo in soldoni, perché tecnicamente è molto complicato,
L'azienda dice: qualora io cedo il sito, me ne lavo le mani come Ponzio Pilato, non do garanzie di occupazione e che questo soggetto che prende il sito potrà continuare. Quindi siamo di fronte al tentativo, anche maldestro, di ripetere la vertenza della Mirmex. E Campobasso ha detto che il sito potrebbe essere ceduto a un soggetto collaterale di business. Non abbiamo capito cosa significa questa espressione, ma ci allarma, perché ci indica già una strategia che l'azienda ha. Purtroppo l'azienda, dal punto di vista legale, può cedere il sito sic et simpliciter, cioè lo cede senza dare conto a nessuno, solo aprendo un tavolo per legge e dando comunicazione ai sindacati che fanno un esame congiunto. Ma l'azienda, se lo vuole dare a un fondo finanziario speculativo, lo può fare. Ovviamente noi contrapporremo tutta la nostra determinazione affinché questo non accada, con l'aiuto del governo, e chiediamo al governo di mettere in mora Pfizer, perché se vuole fare un'attività di questo genere è obbligo di legge che la società notifichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la cosiddetta Golden Power, che è una procedura di sicurezza che il governo può esercitare durante una cessione di ramo d'azienda che non ha una fisionomia sicura. Le armi ci sono, la determinazione c'è pure. Colgo l'occasione per spiegare brevissimamente, ma in maniera asettica, cercando di non essere di parte, ma il motivo asettico, che è un motivo oggettivo, che è lì, che è incontrovertibile. Purtroppo le organizzazioni sindacali si sono divise, noi ci siamo divisi con le altre sigle e il motivo è uno soltanto: c'è un problema politico a livello nazionale, dove le confederazioni delle CGIL, CISL, UIL e UGL non riconoscono CISAL come sindacato, non lo reputano sindacato, reputano CISAL un sindacato giallo, ossia un sindacato che si mette d'accordo con l'azienda, e accusano CISAL di firmare accordi pirata. Questo ovviamente non corrisponde al vero, non vogliono indietreggiare da questa cosa. Io lancio, non è una sfida, io lancio un appello: facciamo entrare in Pfizer tutti i confederali con tutte le categorie e spieghiamo ai lavoratori perché non ci deve essere unità. Se lo facciamo spiegare al lavoro direttamente, non da Giuseppe Amendola, che non parlerà, parleranno i confederali. Così questa cosa si risolve una volta per tutte e non si continua ad accusare chi davvero vuole l'unità. Detto questo...